Eccoci col presidente Antonio Tarlà. Oggi l'esordio del Portogruaro al Mechia, un esordio felice, un 3-1 finale, anche se non è stata proprio una passeggiata. Come l'ha vista la partita e quali le proiezioni che vede per questa squadra? Allora, questa partita è stata abbastanza difficile, anche se dicono, cioè se il risultato dice 3-1, ma in realtà è stata abbastanza difficoltosa. La partita di domenica scorsa con la Fossaltese mi è piaciuta di più di oggi, però noi abbiamo ancora 4 pedine che non hanno ancora toccato il campo, che sono Leorato, Bozzini, e poi abbiamo anche altri 2 infortunati e quindi nella parte difensiva siamo un po' carenti. Ecco. Oggi posso dare uno scoop che abbiamo chiuso con un giocatore come difensore centrale che da lunedì è in forza col Portogruaro. Allora anche oggi si è rischiato di andare sul 2-0 perché c'è stato un clamoroso rischio di Fabbro, però poi ci siamo fatti riprendere per poi ripassare. Ecco, forse dobbiamo chiudere prima la partita quando abbiamo la possibilità. Avevamo un'occasione con Fabbro di chiuderla 2-0, non l'abbiamo avuto come se ti ricordi la settimana scorsa con Pavan, con la Fossaltese potevamo chiudere la partita, però il calcio è fatto così, abbiamo creato, questa è la cosa, la squadra mi piace, il gioco c'è. E vediamo di fare bene quest'anno, vogliamo fare bene. C'è mercoledì c'è la partita di Coppa e abbiamo lo Pitergina che ha una tradizione alle spalle storica, perciò ci stimola parecchio. Ho saputo oggi che hanno pareggiato, quindi si spera, lì bisogna andare per vincere perché a noi il pareggio non serve a niente, quindi bisognerà giocare per vincere. Allora, per concludere, c'è qualche, al di là della segnalazione dell'acquisto che ha detto prima, un qualcosa da dire per i tifosi? Niente, sono molto contento del seguito. Oggi saremmo stati un 250 persone, quindi la cosa Perché anche la curva che adesso vediamo vuota si fa sempre molto sentire durante la partita. Sì. No, il seguito, vedo entusiasmo, vedo anche la gente, le persone allo stadio che gli piace questo calcio che sta facendo Pino Rausi. Allora godiamoci queste vittorie e questo momento. Grazie Presidente.